Ore e ore di incontro, nulla di fatto. Per ora nessuna garanzia sulla pulizia delle scuole veneziane. Fumata grigia dal vertice Fiume convocato alla direzione regionale del lavoro. Da un lato Manutencoop, pronta a mettere in campo tutte le risorse necessarie, ma con garanzie di pagamento. Dall'altro il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, che prende tempo. In mezzo i sindacati, i rappresentanti dell'ufficio scolastico e la regione. Manutencoop in questi giorni già sta eseguendo pulizie straordinarie, spiegano i vertici. Finita l'emergenza, basta. Lo facciamo perché siamo responsabili, consapevoli e di fronte all'allarme sociale evidentemente vogliamo rassicurare con questi interventi, ma questi sono interventi esclusivamente a nostro incarico che non ci saranno mai pagati. Il senso civico finisce qui, il resto è business e quindi non c'è alternativa. O il Ministero aumenta i fondi o le ore restano quelle stabilite dall'appalto. La decisione finale tra 24 ore o al massimo nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio. Intanto, dopo essere scesi in strada in molti comuni del veneziano, giornata di pausa per i genitori che si preparano a un venerdì caldo. Alle 16:30 protesta davanti al municipio di Favaro Veneto. Alle 17:30 incontro nella sede della municipalità di Marghera. Alle 10:30 incontro tra Manutencoop, sindacati e l'assessore provinciale al lavoro Paolino Danna. La protesta andrà avanti finché il governo a questo punto non ci darà delle soluzioni, non farà fare alla Manutencoop o a chi di dovere le pulizie necessarie per rendere la scuola igienicamente pulita.